si possono mica fare solo video problematici dall'angolo che il divano non è. 28 dicembre 69 era l'anno, quinto il figlio, 43 quindi gli anni oggi. Villa Stuart, Roma, quartiere Balduina, 43 ne sono passati. Stamattina presto mi sono svegliato con un po' di fame e allora, tanto per non perdere peso, sono tanti i doveri, gli impegni ogni giorno, e pensa qua, ta, ta. Oggi pensa a me e c'avevo voglia di lei, la pizza cristallizzata, quella che è rimasta da ieri sera, un compleanno diverso, in linea con il periodo, sparagnare un pochino, prodotto italico, sardo e la birra. Sto bene uguale, secondo te sto male, già dormono. Sumo russava, la pizza è cristallizzata, buonissima, la pizza è sempre buona, sono tanti i doveri, e allora oggi voglio fare quello che mi pare e mi voglio mangiare la pizza russa cristallizzata. Sto arrivando alla scolana, l'ultima, ci stava rimanendo male, ma la snazziamo. Oggi penso a me, egoismo, massima espressione altruismo. 43 anni, un sacco di cose fatte, alcune bene, alcune meno bene, alcune malissimo. Io ce la metto tutta sempre, ce la metto tutta sempre. E allora aprire la propria pagina, no? E vedere centinaia di dimostrazioni di affetto non è proprio una questione di orgoglio, non è una questione di vanto e di ego, anche ego. E leggere il messaggio della Big Bad, tua figlia 2 gennaio ne fa 18. Eccoci qui, un altro anno è passato e noi siamo sempre più uniti. Come è scritto, non c'è amore più vero e puro di quello tra un padre e una figlia. Quindi voglio ricordarti proprio oggi quanto ti amo e sei importante per me. Tantissimi auguri, papone mio. Secondo te sto male? Una birra. Non arriva alla scolana che senti da sola. Cristallizzata con lei. La pizza, prodotto italico. E il divano, di solito artefice di device, di video un po' più. Oggi di concettuale non c'è niente. Oggi di problematico non c'è niente. I problemi non ce l'ho mai. Per ora c'è che ok, finché lui lo tiene in campo. Io ce la metto sempre tutta. Che sia magro, che sia alto, che sia basso, che sia... ce la metto sempre tutta. Sincero e severo con me stesso. Oggi ne ho 43. Pranzo con gli amici in sede sociale e poi si va avanti. Secondo te sto male? Ogni giorno in campo. Dal 69. L'ultimo evento positivo degli anni 60. E perché il 28 dicembre? Mica perché è tanto buono. E c'è il dente... è andato al dentista. Viva la vita. Ho tornato a missione 7.